Buongiorno, devo trovare la forza di alzarmi. Inizia una nuova giornata. Oggi devo andare a fare il test rapido. Oh, chi si alza? Che fatica. Giochiamo alle ombre. Ah, ma voi non le vedete perché... no. No. Perché è dietro la mano, va bene. Ieri sera ho tolto lo smalto perché era tutto rovinato. Dovrei limare le unghie. E questa mano è messa un po' peggio. Però dovrei limarle perché così rischiano di rompersi. Però stanno crescendo tantissimo. Beh, sono l'unica che fa i vlog al buio col flash del telefono, Mamma mia. Dai, su, alziamoci. I gatti sono qua fuori dalla porta che aspettano. Non è dei migliori il tempo oggi. No, decisamente no. È chiaramente così brutto perché ho comprato il lettino prendisole. Sì, non ho dubbi su questo. È per quello. Deve ancora arrivarmi, ma è stato spedito. Cioè, tutto quello che ho comprato in questi giorni, la settimana scorsa, e forse anche quella prima, è stato spedito. Chissà mai se arriveranno le cose. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Fame? Ah. Mimo. Ciao. Ciao. Sì. No, apriamo di qua prima, come sempre, dai. Sono appena stampata l'autodichiarazione, l'ultima che era uscita perché io non ce l'avevo neanche. Tanto ce lo dovrebbero avere il foglio, le forze dell'ordine, per cui se proprio non ce l'hai te lo danno loro, però adesso me lo compilo perché siccome devo andare verso Cortina ci sono sempre dei posti di blocco, quindi niente, mi sono stampata questo foglio. Boh, che noia, veramente. Siamo controllati, cioè veramente, ma controllati al massimo. Pepe, non puoi prendere chip. Dov'è chip, mommy? Ah, non è chip. Quello, no, quello lì è una persona. Mommy! Ha preso paura. È uno qui di Borca. Non dico il nome perché sennò la gente di qua capisce. Comunque è uno qua di Borca. Pipo! Ciao! Questo è il tuo posto. Questo ormai è il tuo posto. Una cortina deserta. Allora ho fatto il test e il risultato niente praticamente. Vabbè, io non so che cos'ho allora, detto sinceramente. Quest'oggi ho fatto la modifica alla mascherina, ma come vedete si appannano gli occhiali, quindi è ancora meglio usarla aperta normale. Però così copre meglio. Si appannano. Comunque, niente, attendo sto secondo tampone alla fine per essere sicura e rientrare al lavoro. Che fatica. Non sono più abituata a camminare. È evidente. Mamma mia. Ma no, mi è caduta la chiave. Aiuto. Io adesso vado verso casa. Sono le 11. Ho ancora il fiatone, cioè.
Me ne vado verso Borca di Cadore e ci riaggiorniamo. Sono andata un attimo all'Eurospin, mi sono presa una padella nuova e oggi in giornata dovrebbero chiamarmi per il secondo tampone. Adesso metto via le due cose che ho comprato. Ho comprato l'insalata, il lattughino, delle fragole di nuovo. Cos'è che ho preso? Non ce la faccio, posso anche togliere la mascherina adesso però, perché la faccio fatica a respirare. Con la mascherina un po' ho preso latte, salmone, una pizza già pronta, delle mozzarelle, insomma ho fatto un po' di spesa che avevo appena fatto la scorsa settimana, ma visto che ero di strada mi sono fermata all'Eurospin che dovevo prendere i croccantini per i gatti per mia mamma e quindi con la scusa ho fatto anch'io un po' di spesa, ecco. Pepe, amore, Panna, ciao, e Pippo al solito posto. Comunque Franz non è ancora arrivato, quindi posso stare tranquilla, andare un attimo con più calma e nient'altro. Sistemo la spesa, va? Ehi, voi due cosa dite? Cosa dite? Cosa facciamo? Cosa c'è? Pepe? Che bello, si è appena svegliato. Anche Panna si è appena svegliata. Pepe. Comunque è uscito il sole, però fuori fa fresco perché ha piovuto. Non vi ho aggiornati prima, comunque ha piovuto e si sente. Io ho acceso il fuoco però. E cosa fai così tu? Ah, dimmi. Cosa c'è? Apru. Vuoi uscire, Pru? È pieno di polline però, meglio di no. Visto che ieri poi era tardi, non ho più avuto voglia, quelli due si stanno coccolando. Io ho tirato fuori le fragole, quelle dell'altra settimana, sono ancora buone ma stanno andando, quindi adesso ne mangerò qualcuna. Oggi le ho ricomprate. E ieri sera poi non avevo più voglia. Vi faccio vedere come ho sistemato il congelatore. Eccoci qua, allora apriamo congelator. Ho sistemato praticamente nel primo cassetto qua in alto, non è un cassetto, questo è uno scomparto, tutte le cose aperte, quindi tutte le patatine aperte, e qua ci sono gli spinaci aperti, il pane e le mattonelle, quelle che si congelano, quelle di ghiaccio. Senza stare a aprire tutto, qui c'è verdura, quindi minestroni, verdure da fare in padella, zucchine e fagioli. Poi qui invece, beh questo posso aprirlo dai, c'è una pizza, ci sono le pizzette lì, ce ne sono tipo 3 dentro. Lì ci sono delle cotolette, quelli là che si comprano all'Eurospin, che cacchio sono, quelli col formaggio, va bene. Lì ci sono delle crocchette, qui ci sono come si chiamano questi? No, i Findus, i bastoncini, penso siano quelli alle verdure. Oddio, c'ho i dubbi. Va bene, e poi lì ci sono di quei cosi lì pieni. Va bene, dai, abbiamo capito. E ci sono delle patate intere, proprio il pacco grande intero. Qua sotto invece non c'è praticamente niente, sono bistecchine di mare, quelle dell'Eurospin, e spaghettate di mare. Quindi questo del pesce è vuoto. E poi, questo cassetto non sta proprio giusto. E poi, ultimo cassetto, c'è la carne. Ecco, qua è tutto che si apre. Questa è tutta carne in un macinato. Basta. Ecco, questa è la sistemazione. Prima la roba l'avevo messa diversa e poi ieri ho cercato in internet come si sistema la roba nel congelatore e la carne va messa sotto in fondo. Io invece la tenevo sopra in cima, cioè il primo scomparto in alto. E invece nel primo scomparto in alto si tengono le cose tipo le verdure, il soffritto, cipolla, quelle cose là insomma, no? O le cose aperte che devi far fuori, le cose che devi consumare insomma a breve, le tieni sopra. Sotto in fondo invece ci vanno carne e pesce. Vabbè dai, io credo di averlo sistemato giusto, non so, ditemi voi, perché in caso inverto le cose, non lo so. Penso che adesso sia sistemato nel modo corretto, insomma. Però per quanto riguarda il congelatore non me ne intendo tanto. Comunque, devo ricordarmi di respirare ogni tanto. E niente, adesso io
Non so cosa fare. Panna vorrebbe uscire, ma fuori è pieno di polline. Ce n'è davvero tantissimo, ma tanto e dire poco, veramente. Panna? Devi andare fuori? Vecchietta? Devi uscire? Non è vero, non devi uscire. Pepe è ancora lì che sta pensando cosa fare. Pepe? Cosa c'è? Cos'hai, Bubi? Adesso deve attaccare Panna. Sì. Lì c'è il cuscinetto con la valeriana, il catnip. Pepe, è inutile che fai il ruffiano e poi le dai tante botte. Vero, Mani? Bubi? Ecco, è già tutta sporca, mamma mia. Sti gatti neri che si riempiono di sporco. Ciao! In realtà mi sono ricordata che ho un aggiornamento, però vabbè, voi questi vlog li vedete sempre tutti in ritardo, non sono mai in tempo reale. Il bello è che commentate i vlog pensando che siano in tempo reale, in realtà ve lo dico sempre e metto anche le date sotto in fondo, adesso non so da che parte, metto sempre la data, sempre, insomma, quando mi ricordo, perché proprio per questo, per farvi capire che non sono in tempo reale questi video, quindi io li registro anche 1 o 2 settimane prima e poi li mando online. E invece molti di voi pensano che siano in tempo reale, e invece non lo sono. Vabbè, quindi quando voi vedrete questo video sarà già passato del tempo, sarà passata più o meno una settimana e ho un aggiornamento, ovvero che domani farò il tampone. Domani sarà per me mercoledì qualcosa, mercoledì 29 di aprile. Quindi io domani farò il tampone pomeriggio. E insomma io vi specifico sempre questa cosa perché tanti non l'hanno ancora capito che i vlog non sono registrati e caricati subito. E vabbè, insomma, ecco, questo è quanto. Adesso decido cosa fare.